Va ora in onda la rassegna stampa. Brr, brr, brr. Ragazzi miei, ancora più fresco quest'oggi, siamo a -4, buongiorno, buongiorno. -4, che delizia, che tormento, c'è Sammy Varin, certo, in diretta nazionale su Radio Libertà, con la base di Roberto Salis. Fammi un po' sentire, pompamela un po', pompala. Senti un po', questo è il chitarrista che ci è venuto a trovare qualche settimana fa e io così scherzando gli ho detto: cavolo, dovresti farmi una base per la rassegna stampa, qualcosa di un po' personale, di un po' particolare. Oh, me l'ha fatta davvero, pompa ancora, dai, fammi godere. Lo ascoltate la sera, o meglio la notte, al Lollapalooza di Milano in Corso Como. Se siete nottamboli, frequentatori di questi locali, aperto fino alle 5 del mattino, quindi cioè esci di lì e vieni qui a Radio Libertà a fare la rassegna stampa. Grazie Roberto Salis. Nulla a che vedere con la figlia che è in Europarlamento, non è lui, è un omonimo, tanto per... Buongiorno. E tutto questo mi permette anche di cominciare una rassegna stampa con più tranquillità, con più morigeratezza, cioè pompiamo, ma non posso dire è un pompino, è un pompetto, una pompetta, capisci? Cioè una piccola pompa, capisci? No, è difficile oggi parlare con Simone, buongiorno, perché si sta sgelando ancora, sta gocciolando praticamente, come quando sbrini il freezer, no? Continua a gocciolare, dai che ce la facciamo, ora di mezzogiorno sarai come nuovo. Buongiorno a chi si sta invece raffreddando in auto, aspettando che si sgeli l'automobile prima di partire. Dai, coraggio, ce la facciamo anche questa mattina. Qui al nord prevediamo un'altra bella giornata, anche se molto fredda. Va molto peggio, abbiamo visto, nelle zone del centro Italia. Resistiamo, l'atmosfera della neve ci piace, anche se insomma va bene un giorno, 2 giorni, poi magari anche basta. Beh, tranquilli, sta per partire la rassegna stampa di Radio Libertà, quella che vi vede protagonisti anche quest'oggi attraverso WhatsApp, che possono arrivare già a quest'ora, stanno già arrivando al 340 6709 659. Il primo che mi ha scritto è stato Marco, già alle 6:30 di questa mattina, perché con chi se la prende? Con Zaia, con Federica, con Fontana, con tutti, va bene. Marco, io ti capisco, giustamente uno si sveglia la mattina e dice cosa faccio? Ma mi arrabbio un po' con la Lega che non fa abbastanza. Già, che non fa abbastanza. Siamo gli unici che cercano di fare qualcosa in questo governo, ragazzi miei. Siamo gli unici che alziamo il ditone, anche sul Mercosur, ragazzi. Tutti zitti, tutti buoni. E c'è la Lega che dice non va per niente bene. Infatti domani arrivano i trattori a Milano. E poi sul fattore sicurezza. Ma vi siete chiesti... Ma io me lo chiedevo ieri, ma possibile che vengano tutti qua in Italia a fare casino, a fare reati, a coltellare, ad ammazzare, a violentare, ma nel resto d'Europa, non dico del mondo, d'Europa, non succede un cazzo? Solo qua in Italia vengono ad accoltellarti e a violentarti. Solo qua in Italia arrivano già, ancora una volta, i figli del barcone in perenne emergenza sessuale. Loro sì che ce l'hanno sempre duro e non politicamente, e vengono a violentare le nostre ragazze quando non le ammazzano. Punteremo soprattutto su questo, perché se scegliete la rassegna stampa di Radio Libertà non volete essere annoiati con argomentazioni che ora comunque bilancio come provocazione. Punteremo su quello che gli altri giornali mettono in un angolino, già, perché giustamente c'è Crasmontana che ci ha fatto un'impressione tale che ancora oggi Repubblica, Corriere, La Stampa dedicano
paginoni, ma non 1, 2, 3, 4, 5, 6, di più. E adesso c'è la Shura che è scappata con la cassa, signori. Se fosse vero, che vergogna. D'altronde, che doveva fare? Probabilmente c'era lei in cassa e quindi ha preso la cassa e è scappata. Non mica voglio giustificare lei che è scappata, però, cioè, nel senso, aveva in mano la cassa, al posto di scappare, magari sempre con la cassa in mano, poteva dare una mano a quelli che stavano morendo bruciati con la cassa in mano, certo. Santa pazienza. Fammi vedere il sito di Radio Libertà, ragazzi. L'unica verità è quella di Radio Libertà. Editoriale di Giovanni Sallusti, signori. Trump è così amico di Putin che gli sequestra una petroliera. Anzi, 2. E questa è la cosa un po' che ci sta facendo pensare. Dici, ma cosa sta succedendo? Veramente già da un po' che ce lo chiediamo, da quando la nostra astrologa ci ha gentilmente predetto che il mondo sarebbe completamente cambiato, Europa compresa, e da quel giorno non abbiamo più dormito la notte, perché abbiamo detto, cacchio, ma quella la azzecca veramente? Sì, la sta veramente azzeccando. E quindi vi faccio l'esempio, quello che mi ha scritto Battista. L'uomo della pace sta esagerando, prova a testare sino a dove si può spingere con le provocazioni. Si capisce che la Russia, se continuano con questi sequestri, non può ignorare tutti questi attacchi alle sue navi da chiunque sia. Poveri noi, i nostri figli e i nostri nipoti, vorrei sapere chi ce l'ha fatto fare a mischiarci in quella cacchio di guerra in Ucraina. Questa è la meditazione di Battista, meditazione mattutina, ma che ben si presenta leggendovi le prime pagine dei quotidiani oggi in edicola. Vado velocissimo. Il Corriere, petrolio, Trump sfida Putin. La Repubblica, battaglia navale per il petrolio. La Stampa, la guerra sporca del petrolio. Il Resto del Carlino, Trump sequestra le petroliere e comprerò la Groenlandia. Il Fatto Quotidiano, Trump sequestra pure una petroliera russa. Il Messaggero è diverso e parla una buona notizia. Santa polenta, quando mai? Il potere d'acquisto delle famiglie cresce di 20 miliardi in un anno. Bravo Messaggero. La Verità, assassini e stupratori liberi, in galera ci va il carabiniere. Il Giornale, scoppia dossieropoli. Sul Libero, agguato ai giovani di Fratelli d'Italia, tornano i picchiatori rossi. Il Tempo, piccola fatua, altro che integrazione. Il Manifesto, self-service, gli USA non si fermano. Dopo il blitz a Caracas, ordinano al Venezuela di fornire 50 milioni di barili di petrolio e di rompere con Russia, Cina, Iran e Cuba. Poi sequestrano una petroliera russa del Nord Atlantico e un'altra nei Caraibi. Self-service è il titolo del quotidiano Il Manifesto, che effettivamente uno dice, ma alla fine sì, ognuno sta facendo il cacchio che gli pare. Dove andremo a finire? Come può peggiorare ancora la situazione, se mai potesse peggiorare? Siete invitati a scrivermelo. 340 6709 659, un filo diretto immediato. Quando voi mi spedite il WhatsApp mi appare qua nel computer, per cui disturbate la mia serena rassegna stampa e io leggo subito il vostro messaggio. Il Sole 24 Ore, che racconta sempre la verità, gli USA, non è vero, no, per essere un po' più specifico naturalmente su quello che accade dal punto di vista monetario, gli USA sequestrano petroliera russa nell'Atlantico, bloccata un'altra nave fantasma nei Caraibi per l'embargo al Venezuela, l'avete capito insomma, ma anche per far capire che lì
Russia, Cina e company non ci devono più passare a prendere petrolio, e quindi insomma se li togli il petrolio alla Russia è un po' un casino con la guerra in Ucraina. Ma il titolo principale del Sole 24 Ore, come quello di ieri, è sul Mercosur, verso il voto decisivo. Atteso per domani un nuovo round di confronto tra i governi, dalle semplificazioni ai fertilizzanti, via libera ad altre aperture. Cimmino, Confindustria con l'intesa prosperità, sovranità industriale e pace. Ah, pace, prosperità, signori, sembra di essere Spock, capito? Cioè, io rimango senza parole. Cioè, abbiamo capito che c'è una fregatura grossa come una casa oppure no? Ma oggi sul Sole 24 Ore c'è l'intervista al ministro dell'Agricoltura Lollobrigida. Con la reciprocità delle regole, l'Italia è pronta a dare il via libera. Allora, noi siamo ossessionati da mesi, se non da anni, una ventina, che ci riempiano di schifezze da Paraguay, Uruguay, tutta l'America, il Mercosur del Sud, capito? Perché lì tutto si fa con prezzi molto minori, per cui, che cavolo, ci compreranno pure. Gli stilisti italiani sono amatissimi nell'America del Sud. Io pensavo fossero tutti straccioni, invece comprano roba buona dall'Italia. Il problema è che ci forniscono di roba cattiva, dove utilizzano fertilizzanti, insetticidi, porcherie varie, ma si parla di reciprocità e quindi l'Europa promette controlli molto attenti delle squisitezze che arriveranno dal Mercosur. Quindi il Mercosur va verso il voto decisivo. Il via libera dei 27 potrebbe arrivare già domani a seguito di un confronto previsto a livello diplomatico tra i paesi europei. Ancora ieri si è svolto un vertice dei ministri dell'agricoltura, sono arrivate nuove concessioni al mondo agricolo, soldi, sia sul fronte delle semplificazioni che su quello dei costi dei fertilizzanti. Mentre l'Italia risulta propendere per il sì, è ancora in bilico la posizione della Francia. Per la vicepresidente di Confindustria per l'export e l'attrazione degli investimenti Barbara Cimmino, con l'accordo assicurati prosperità, sovranità industriale e pace. Pace, pace, pace. Qualcuno non è d'accordo e sono quei rompiballi della Lega. Rompiballe della Lega che anche su questo fronte hanno detto ma c'è una fregatura in tutto ciò. Ci stanno comprando? Anche Centinaio si è fatto sentire ieri, signori. La risposta è sì, almeno quella che vi do io. Poi non è mica detto che sia c'ho mica sempre ragione, però qualcosina a volte ci azzecco. Che ne pensate voi? Secondo me è questo l'argomento principale. No, tranquilli, sui giornaloni non si parla se non a pagina 27.000 di Mercosur, state tranquilli. Intanto, notizia dell'ultima ora: giovane barista ucciso nel veneziano, è stato arrestato il presunto killer, sarebbe un agente della polizia locale. E poi la notizia dell'americana di 37 anni uccisa dagli agenti federali durante un raid antimigranti, rivolta a Minneapolis, proteste anche a New York. Ne parla Repubblica in apertura, facendo vedere il video della sparatoria nella quale la donna ha perso la vita durante un'azione anti-migranti e chiaramente fa scalpore, nel senso che la donna pare fosse bianca, e questo è come adesso uccidono anche i bianchi. Ne parliamo, certo, se ne parlerà sicuramente, se se ne parlerà, ma tranquilli, per fortuna Sammy Varin oggi ha deciso di partire con tutt'altro argomento che l'America, perché i problemi li abbiamo già a casa nostra.
una parte della magistratura perseguita le forze dell'ordine. Questa è l'apertura del quotidiano La Verità, che ne pensate o no, ragazzi, è la verità, la dice davvero, cioè dice delle cose che gli altri nascondono e che mettono in centesima pagina, perché è molto più importante chiaramente quello che sta avvenendo con l'America che si vuole comprare il mondo, e se non lo compra fa l'arrembaggio alle navi, chiaro, qui può scoppiare una guerra mondiale, è vero, non ci metto assolutamente nessun punto interrogativo, sono certo, però magari dobbiamo pensare anche un po' ai fatti nostri. Sì, assassini e stupratori liberi, in galera ci va il carabinieri. Ancora una volta, signori. C'è quella famosa canzone intitolata Carabiniere spara, di un artista indipendente che abbiamo sentito per tanti anni sulle nostre frequenze. Magari poi ve la faccio ascoltare, una provocazione, minimo, il carabiniere non deve sparare, però a volte, quando proprio c'è bisogno, la pistola cosa ce l'ha lì a fare? Anche il croato che ha ucciso il capotreno doveva essere cacciato, così come il peruviano killer di Aurora e l'egiziano che ha coltellato un poliziotto. Si erano già macchiati di crimini, ma niente rimpatrio e niente carcere. Dove rischia invece di finire, in carcere, un militare condannato a 3 anni per avere sparato a un delinquente. Questo è il titolo importante, secondo me, sul quotidiano La Verità, con l'editoriale chiaramente di Maurizio Belpietro. Sempre sulla Verità, Musk segue la verità. La scienza salva vite, però quanti danni fa la mala giustizia? Ne parla sulla Verità Tobia De Stefano, mentre, tornando all'argomento quotidiano, Trump inizia a sequestrare petroliere russe. Requisita nave di Putin per aver aggirato lo stop imposto al Venezuela da Donald, che reclama 50 milioni di barili di greggio da Caracas per raffinarli e venderseli. La Casa Bianca tratta l'acquisto della Groenlandia. Stefano Graziosi e Stefano Piazza oggi sulla Verità. Donald Trump ordina il sequestro di 2 petroliere, di cui uno ufficialmente battente bandiera russa. Nel frattempo annuncia un accordo per acquistare fino a 50 barili di greggio venezuelano in via esclusiva e monitorando il flusso di denaro, e tratta per comprarsi la Groenlandia. La Casa Bianca dice di prediligere la diplomazia, ma la Francia prova ad arruolare i partner europei per un'eventuale reazione. Chiaramente non sto a dirvi oggi su tutti i giornali, ma lo può fare, no che non lo può fare, abbordare petroliere, battente e bandiera, l'avevano appena messa, di un'altra nazione, no che non si può fare, e anche la Groenlandia, dico, la può comprare? Io penso di sì, se vuole comprarsela si fanno accordi, dove sta il problema? Dico io. Ragazzi, tutto è il contrario di tutto. Io capisco perché Giulio Cainarca mi ha mollato la patata bollente della rassegna stampa, perché oggi veramente non si capisce più niente. E io in questi casi chiamo soccorso. Non posso chiamare Simone perché è impegnatissimo in regia e non mi può aiutare. Non posso chiamare neanche la maga, anzi di più l'astrologa la Bellotti. La Bellotti è lei. La signora delle stelle a quest'ora dorme, non mi risponde. E allora chiamo voi, ascoltatori di Radio Libertà. Aiutate Sammy Varin a capirci qualcosa. 340 6709 659. E attenzione, perché sono sempre ancora sul quotidiano La Verità. Francesco Borgonovo, la sua meditazione, che è un po' anche la nostra, e lo sapete, Borgonovo tra poco ricomincia la sua trasmissione il martedì e il giovedì, che parla di attualità e che fa un casino della miseria. Si intitola La cittadella alle 13 su Radio Libertà. Cosa scrive oggi Borgonovo sulla Verità? Il PD ha riempito di clandestini l'Italia e ora vuole espulsioni.
è l'argomento, ti ho detto, prediletto da Sammy Varin e da molti di voi, è il motivo per cui lo seguo molto sui quotidiani, e hanno girato la frittata quelli del PD, perché magari si stava un pochettino troppo bruciacchiando. Cosa sta succedendo? Che adesso stanno dando la colpa al governo di tutto, dicendo un governo di centrodestra con la Lega, e non si fanno espulsioni, e ci teniamo quei maledetti che fanno danni assurdi, che picchiano, violentano, stuprano e ammazzano. Vergogna, governo inetto. E noi ci sentiamo delle merde, posso dirlo? Sì, ce lo sentiamo davvero. Ma di chi è la colpa? Allora, sto per dirvi, ci arriviamo, che la Lega è incazzata nera perché c'ha tanti di quei decreti, tanti di quelle leggi molto cazzute, nel senso potenti, lì pronte a essere approvate, una in particolare, un nuovo decreto sicurezza che arriva. Chiaro che poi la macchina delle espulsioni deve partire, e quando ci sono i giudici che invece dicono no perché quello che va espulso c'ha il raffreddore, e tutto si ferma, capisci? Ancora una volta sono loro quelli che comandano, i giudici, e quindi forse bisogna riformare anche il settore giustizia. Fatto sta che il PD dà la colpa a noi, e devo dire fa anche bene, perché è lo sprone migliore che fa incazzare, spero, non soltanto la Lega, che da sempre ha la sicurezza come priorità, ma anche quelli che l'occhiolino al PD glielo fanno molto volentieri, gli amici di Forza Italia, o no? Da leggere l'editoriale di Francesco Borgonovo: il PD ha riempito di clandestini d'Italia e ora vuole espulsioni. Ma potente anche quello di Silvana De Mari, che dice giustamente: fuori gli attributi. Torniamo brutti, sporchi e cattivi. Difendiamo il territorio. La amiamo. Silvana De Mari dice quello che pensa Sammy Varin, signori, oggi sul quotidiano La Verità. Non è finita. Altre argomentazioni? Gli scontri per il carovita in Iran, decine di morti in Iran, il popolo si ribella alla dittatura islamica. Attenzione che Trump aveva detto che se quelli cominciavano a sparare, cominciava anche lui a sparare. L'Iran protesta, il regime reprime, le manifestazioni proseguono da 10 giorni, il bilancio è di almeno 36 morti, interviene l'erede dello Shah che invita a resistere e si muove l'aviazione USA. Siamo sempre sulla verità. L'ira dei legali di alcune vittime: possono fuggire. Folla ai funerali dei ragazzi in Italia. Errore non fermare i gestori del bar di Crans. Si parla della tragedia svizzera, si parla tantissimo, ve lo dico subito, su tutti i giornali, perché ieri i funerali dei ragazzini sono stati strazianti, ma emergono pian piano nuovi particolari, come quello che la barista, la padrona, sarebbe scappata con la cassa in mano, non la cassa da morto, quella purtroppo le abbiamo viste tante ieri, con la cassa dei soldi. E questa è una roba che, se fosse davvero così, sarebbe vergognoso. Tu dici: ma questa cosa doveva fare? Lei era l'addetta alla cassa e quando è scoppiato l'incendio ha preso la cassa e è scappata via. Sì, ma non doveva andarsene, doveva almeno restare lì a cercare di dare una mano ai sopravvissuti? Punto di domanda. Chiaro che anche qui voglio un vostro pensiero, che siate fascisti o comunisti non me ne importa, scrivetemi al 340 67 09 659, perché io tra 10 minuti leggo i vostri messaggi. Nell'anniversario di Acca Larenzi a Roma, i compagni continuano a sbagliare, presi a sprangate 4 giovani di Fratelli d'Italia. Non ho un grande interesse su questo argomento, anche perché sono robe, cos'è che è accaduto nel 1978 questa cosa, quindi a un certo punto, però ragazzi, si chiama democrazia, uno non può commemorare una cosa brutta avvenuta tanti anni fa. Ti svegli una mattina di gennaio e ti ritrovi in un clima da anni di piombo.
A Roma 4 attivisti di Gioventù Nazionale sono stati aggrediti con spranghe mentre affiggevano manifesti in ricordo della strage di H. Larenzia, e sulle vetrate di una sede CGIL sono stati trovati 5 fori di proiettile e 2 ogive. Così la prima pagina del quotidiano La Verità, che oggi decido di approfondire immediatamente. Chissà perché, secondo voi? Perché ha le argomentazioni che voglio io, e siccome vi conosco uno ad uno, so anche che pure voi volete sentire queste cose, perché le altre le avete sentite ieri sera in tutti i telegiornali e oggi in tutte le altre rassegne stampa, che non sono quelle di Sammy Varin su Radio Libertà. Pagina 2, La Verità: il killer del Capotreno sfasciò un negozio, molestava e rapinava, nessuno l'ha cacciato. Questa è la parola d'ordine di questi primi giorni dell'anno, è la parola d'ordine che scriveva anche ieri in prima pagina Il Tempo. Perché si trovavano qui questi esseri? Non dovevano essere in Italia. E lo diciamo noi che siamo al governo, ragazzi, e capisci che ci stiamo facendo del male, ma è un bene, dobbiamo reagire, dobbiamo prendere una medicina per far sì che queste cose non avvengano più, per agire. Poi vi leggo nella posta di Feltri cosa pensa lui di questo argomento. Fermato a Desenzano il croato che avrebbe ammazzato Alessandro D'Ambrosio, l'uomo seminava terrore da anni. Il prefetto di Milano gli aveva ordinato di lasciare l'Italia senza alcun esito. Ancora ignoto il movente dell'attacco omicida nello scalo bolognese. Chiaramente si ricorda quel poveraccio di Capotreno che aveva tanta voglia di vivere, ma aveva anche paura. E qui naturalmente un abbraccio a tutti coloro che lavorano sui treni. Penso che sia veramente uno dei mestieri più rischiosi in questo momento. A processo per stupro, ma era libero. Eccola qua, un'altra brutta storia. Il clandestino accusato di aver ucciso Aurora Livoli fu già condannato. Era imputato in un altro procedimento per violenza carnale, eppure non si trovava in custodia perché non avevano ancora trascritto la condanna. Oh, ma questi hanno tantissimo da lavorare e hanno fatto un po' tardi, per cui la sua fedina penale era immacolata. Sono qua per farvi incazzare, l'avete capito? Se no ascoltavate Radio 105 o Latte Miele, ragazzi. Cioè, l'altro giorno sentivo loro c'hanno i quizzoni, c'hanno Indovina l'animale, cioè c'hanno delle cose che sono belle, capisci? Cioè io sono qua, indovina chi ha violentato oggi, chi ha violentato chi, capisci? Cioè il bello di queste radio leggere, facciamo il cruciverbone, no? E uno si sente anche bene perché non deve pensare che succedono cose gravissime nel nostro paese e nel mondo, e forse sta meglio, Provate a girare su Radio 105, che magari state meglio. Scherzi a parte, siamo qui per fare informazione potentissima, e anche oggi ringrazio tutti coloro che ci seguono sulla Radio DAB, sul sito radiolibertà.net, dove potete sbirciare anche le pagine che vi leggo, sulla app di Radio Libertà che scaricate sul vostro cellulare e ci portate ovunque, anche in metropolitana, ma naturalmente anche su Facebook e su YouTube, in particolare sulla pagina Facebook di Lega Salvini Premier. Un grande saluto ai tantissimi leghisti celoduristi che poi incontro annualmente a Pontida. Fermi tutti, c'è la canzone indipendente, minimo ogni mezz'ora una pausa musicale con un pianista, un artista, un cantante sconosciuto a livello nazionale, ma a mio parere bravissimo. Ci fermiamo con la musica di Vito Mastro Francesco.
Sveglia. Oh, vi ho lasciato riposare un attimo e mi siete addormentati. Ma che è sta cosa? Ma devo fare il caporale, girare tra le brande, giù dalle brande. Vi ricordate i tempi del militare, ragazzi? Che storie. Cioè, arrivava proprio il caporale che aveva proprio il vocione. Sveglia. Non c'era risveglio migliore, per cominciare bene una giornata militaresca. Celata via, si intitolava così questo pezzo di Vito Mastro Francesco. Lui è polistrumentista, compositore, produttore musicale, prima al conservatorio, poi la discografia internazionale, e sono certo che non lo conoscevate. Ma perché? Perché ascoltate sempre Radio DJ e lì va solo la musica che frin paga. Andiamo in rassegna? No, che rassegna? Ci sono i messaggi, mazza quanti, ragazzi, tutti svegli, allerta. Io pensavo che foste congelati. No, svegli come grilli, va bene. Buongiorno. Di quello che dicono i giornali si deve intendere il contrario. Un sacco di balle per rendere sempre più miserabile il popolino bue. E ben ci sta. Ma certo, Marco, ma è proprio per questo che la mia è una rassegna stampa molto diversa, grande come l'Universa, rispetto alle solite, e cerco di mettervi sul tavolo i problemi e poi dovete far andare anche il vostro cervello e magari approfittare della curiosità che trasmetto su certe argomentazioni per acquistare quel quotidiano o per andare su qualche sito internet e approfondire. Ciao Sammy, come mai podcast di ieri riportano solo la rassegna stampa e non le altre trasmissioni? Cara Dani, ti ringrazio per segnalarcelo, perché non andava niente. E sì, sono sincero, perché sono stato l'unico bravo che è riuscito a far andare qualche cosa, la mia rassegna stampa. Poi è esploso il computer e non siamo più riusciti a mandare le trasmissioni in podcast. Ci scusiamo con tutti voi, ma è un motivo in più per spronarvi a fare che cosa? Sto facendo cenno, chi ci guarda in radiovisioni, 5, no, non 5, 4, 3, no, 5, almeno 5 euro. 5 euro per aiutare Radio Libertà a comprarci un nuovo server, a clonarci Simone, perché ci serve anche di notte che faccia la guardia qui, perché c'è gente che vorrebbe dilapidare i nostri computer che sono così belli e funzionanti. Scherzi a parte, siamo degli straccioni, lo avete capito, pezzi al culo da quando ci chiamavamo Radio Padania, ma a noi piace così perché è una bella battaglia, sai? Essere poveri è anche bello, poveri ma molto belli. Se ci date una mano attraverso il conto corrente postale 37671294, ripeto 37671294, vi prometto che oggi vi mettiamo sul podcast anche le altre trasmissioni. Dai. Anche sul sito radiolibertà.net, in alto a destra, la tendina Dona Ora, schiacciate e attraverso una carta di credito, non siete capaci, chiamate vostro figlio, vostro nipote la prima volta che vi viene a salutare, lo fermate, lo placcate, gli dite «Uè, fammi una donazione a Radio Libertà». Grazie. Ciao, non va, si sente sotto un rumore più che una base, sembra un disturbo. E allora vogliamo alzare un po', Simone? Me la pompi? Me la pompi ancora? Sì, ma l'ho detto, questa è la base nuova di Roberto Salis che suona la chitarra e bisogna farla sentire bene, scusami. Cavolo. Il problema è che Roberto Salis non è che fa rock duro, capisci? Cioè fa musica d'accompagnamento a Lollapalooza, il Corso Como a Milano, e quindi se si mette lì a scappano via tutti, perché è un locale dove prima che inizi lo spettacolo si chiacchiera, capito? E la stessa cosa stiamo facendo qui in rassegna stampa. Ci sono io che chiacchiero, leggo i vostri messaggi. Comunque grazie della segnalazione e noi la pompiamo la base che è nuova di Roberto Salis. Voi intanto cercatelo su Instagram, Roberto Salis, non è il papà dell'europarlamentare di sinistra, ve lo giuro.
Buongiorno e buon anno Angela Maria, lo ricordiamo, buon anno, grandissimo buon anno. Dove trovo la canzoncina Miau? Cioè, Angelia, Richard Max era, Richard Max me la ricordo. Angela, miau, devi cercare Rossini Gattini, se scrivi così, molto da ignoranti certamente, tu scrivi Rossini Gattini su YouTube, ti vengono fuori varie versioni, ma sono tutte quelle miau. E lo so, è una roba che nessuno conosce, te ne devi intendere, solo il nostro Giulio Cainarca poteva farci uno scherzetto del genere, ci mette i gattini come sigla alle 7:25 con Rossini e scappa via alle 10:30 del mattino, lo sapete, la sua nuova trasmissione, quella di Giulio Cainarca, l'ascoltate verso le 10 del mattino. Seconda domanda: come si chiama il giornalista scrittore che collabora anche con la vostra radio? Si fa difficile, quanti secondi ho? Aspetta, oh mamma, come si chiama? Simone, aiutami, un giornalista scrittore che collabora anche con la nostra... Ce n'è più di uno, cambi? Max del Papa? Antonino Danna, anche lui scrive. Io sono l'unico che non sa scrivere, però parlo abbastanza. L'ho sentito parlare da voi di casi politici tipo Caso Moro, vorrei trovare dei suoi libri, sapere quando è vostro ospite. Grazie Angela, sei gentilissima, ti ho dato qualche nome, e poi certamente ti consiglio anche di sbirciare sul sito radiolibertà.net, perché quando vanno in onda delle trasmissioni interessanti sulla nostra radio, poi trovi l'articolo sul sito di Radio Libertà e quindi ti ritrovi l'articolo di queste persone che parlano, e chiaramente se c'è la pubblicità di un libro viene pubblicizzato pure quello. Togliere risarcimento al ladro ferito, altro che, ma Meloni non vede questo obbrobrio? Non solo ferito, ma anche se fosse morto. Ma quando mai? Signore, ci stiamo lavorando, per fortuna la Lega c'è, tra poco ve ne parlo. Buongiorno Sammy, sulle espulsioni dei clandestini che vuole il PD, recupera l'audio degli sproloqui di Vendola in Piazza Duomo a Milano tanti anni fa. Madonna mia, che diceva: voi siete i benvenuti qui a Milano. Dio mio, no, dove vado a prendermi? Aspetta, in redazione, secondo me. Prova a cercare, Simone, almeno ti distraggo un po' da questo lavoro terribile, disumano che è la regia. Provi ad andare in redazione, poi scrivi Sammy e poi ci sarà una barretta, potrebbe esserci scritto Vendola. Prova quella, ok? Vedo che ha assolutamente compreso quello che volevo dirgli. Duomo, Piazza Duomo, ma c'ero anch'io, cioè nel senso era come se fossi lì, l'ho trasmesso così tante volte, parlava di accoglienza a tutti i costi. Bravo Marco, ci vuoi rovinare così la nostra giornata. Gomblottista Padano ci scrive, lo devi cercare in regia. Ah, tu guardi anche su YouTube, lo trovi anche su YouTube. Sì, Vendola a Milano lo trovi abbastanza. Trump non potrebbe comprare l'Italia? Mica scemo! Riguardo la pensione, chi ha avuto l'aumento più alto del mio di 1,04 euro, intanto aumenta il gasolio più della benzina. Ma smettila dai, quante storie! Perché eravate privilegiati voi gasolari, adesso siamo tutti uguali e comunque sta diminuendo tutto. Non so se avete notato, ci sono benzinari che fanno 1,5 qualcosa, ragazzi, la benzina e il gasolio uguali, ok? E poi quello per autotrazione gode comunque sempre di sgravi, eccetera eccetera. Hai trovato Vendola? Oh mamma mia, Simone, sei da premiare, assolutamente. Allora zitti tutti, sospendiamo le trasmissioni e ascoltiamo cosa pensava qualche anno fa e lo pensa ancora Nicky Vendola. Pagina 12 di Libero, a volte ritornano. Vendola si ricandida consigliere in Puglia, sfiderà Emiliano, l'ex governatore già leader di SEL è pronto a rientrare dalla California e a tornare in politica, che in questo momento non è proprio un bel posto, e tornare in politica dopo 10 anni nel suo collegio dovrebbe
vedersela con il suo successore. Bella la foto di Nichi Vendola, vi mancava. Basta, censura. Questa era una roba più recente di Nichi Vendola, quando già si era redento, aveva deciso di ritornare tra noi, era riapparso, apparizioni, sparizioni. No, una roba molto più vecchia, che poi ve la vado a cercare io. Buongiorno Sammy, io sono lucano e vivo in Basilicata. Nella nostra regione possediamo boschi, tanta acqua, tanta terra fertile, un parco nazionale, un parco regionale, 2 sbocchi sul Mar, sullo Ionio e sul Tirreno. Infinita terza città più antica del mondo, Matera, cavolo. E per concludere, è vero, tanto petrolio e tanto gas. Ora posso chiedere a Trump se la vuole comprare la mia Basilicata. Sono sicuro che noi lucani saremmo felicissimi di piacere e ci piacerebbe essere governato, è vero, da Ron DeSantis, presidente della Florida, ma da chiunque, devo dire, che non sia l'Italia, ma assolutamente, lo sapete, io sono per la secessione e quindi penso che anche la Basilicata potrebbe chiederla. Ciao Sammy, hai visto come i comunisti rigirano la frittata? Questo è l'inizio della campagna elettorale, noi rischiamo grosso se non cambiamo racconto. E sì, dobbiamo cambiare racconto, dobbiamo semplicemente mettere la marcia, cioè siamo ancora in folle, ragazzi, siamo in folle. Sammy Vendola, siete parenti? Roberto dalla Brianza, no, per trovare il file sotto Sammy, e se tu vai nella nostra regia, scrivi Sammy, ti viene fuori un mondo, cioè tutte le castronerie che Sammy Varin ha detto in 10-20 anni di Radio Padania e Radio RPL. È un posto veramente che se ci entri c'è da sbellicarsi dalle risa, ragazzi, ma anche da capire quanto sono deficiente, per quello che cerchiamo di non mandarle in onda, perché insomma abbiamo un minimo di rispetto anche per le vostre orecchie. Ma un giorno, quando morirò, renderò assolutamente a voi questo ringraziamento, perché alla fine l'ho fatto con voi tutto quello che ho fatto per radio, e quindi non lo so, un libro, un videolibro, un audiolibro, come si può chiamare, un podcast perpetuo sulla mia tomba, per cui vai lì alla tomba di Sammy Varin, schiacci e partono tutte le mie trasmissioni. Magari si comprasse l'Italia Trump, forse potremmo acquistare le armi per difenderci dai delinquenti come in USA. Caro Gian, non sempre le cose funzionano, te l'ho detto, oggi su tutti i quotidiani ci sono delle cosine non belle, insomma, che sono accadute negli Stati Uniti. Agenti anti-immigrazione USA sparano e uccidono una donna di 37 anni. Rivolta a Minneapolis, proteste anche a New York. Diciamo che lì la polizia si comporta esattamente al contrario di come si comporta qua, e devo dire che qua basta che uno tira fuori la pistola e prima di essere ammazzato si difende e finisce in gattabuia. E lo vediamo subito mentre continuate a scrivere al 340-6709-659. Io vi porto a pagina 3 del quotidiano La Verità, oggi mio quotidiano di riferimento. Ciò vuol dire che quando uscirete di casa, naturalmente con 4 sotto zero qui al nord, vi conviene coprirvi molto bene, vestitevi da orso polare se mi ascoltate da Firenze in giù, perché abbiamo visto l'atmosfera è ancora decisamente piena di neve. Salva il collega, carabiniere prende 3 anni. Patrizia Floderreiter scrive oggi sulla Verità questa notizia, che viene messa solo con un riquadrettino piccino sugli altri quotidiani. Assurda sentenza contro un militare dell'Arma che ha sparato a un clandestino siriano sorpreso a rubare e che aveva aggredito un vicebrigadiere, e il giudice inasprisce persino la richiesta dell'accusa, che riteneva congrua una condanna a 2 anni e 6 mesi, cioè da 2 anni e 6 mesi gliela messa a 3 anni per il carabiniere che ha osato sparare al povero siriano. È stato condannato, siamo al primo grado, a 3 anni il carabiniere della radiomobile di Roma, che nel settembre 2020, mentre sventava un furto, aveva ucciso Yamal Badawi, delinquente siriano di 56 anni, che doveva essere espulso già
quell'anno. La procura aveva chiesto 2 anni e 6 mesi, ma per il giudice Claudio Politi della sezione 10ª del Tribunale di Roma la pena andava inasprita. Il vicebrigadiere Emanuele Marocella, 44 anni, sposato con figli, originario di Napoli, residente ad Ardea, si sarebbe reso colpevole di eccesso colposo nell'uso legittimo di armi. Ancora una volta un appartenente alle forze dell'ordine subisce un processo ingiusto e una condanna eccessiva. Qua mi fermo, ragazzi, ma c'è un paginone incazzato oggi sul quotidiano La Verità. Il malvivente era un ex soldato con vari precedenti e più fogli di via. La rabbia di Salvini. Totale solidarietà, la gente ha solo fatto il suo dovere. E signori, ve ne stiamo parlando in questi giorni, ne parliamo solo noi praticamente di Radio Libertà, è per quello che ringrazio i fortunati che scelgono la nostra radio anziché ascoltare Radio Capital. È allo studio un nuovo pacchetto sicurezza con espulsioni più facili. Cari amici del PD, vi faremo contenti. Il governo lavora a un nuovo pacchetto sicurezza in fase di elaborazione che potrebbe approdare sul tavolo del prossimo Consiglio dei Ministri. Tra i punti allo studio, l'estensione a livello nazionale del modello Caivano e misure per rendere più rapide le espulsioni con procedure semplificate e tempi ridotti. Questo l'interessante riquadretto sulla Verità, che poi con Silvana De Mari ritorna all'attacco, signori. Torniamo brutti, sporchi e cattivi. Solo così si difende il territorio. Gli extracomunitari, specialmente i musulmani, ci percepiscono come deboli e ciò li incentiva a tentare di sottometterci. La popolazione deve mandare segnali differenti da quanto fatto sinora. Qui è casa nostra. Potete avere un diverso pensiero da Silvana De Mari? L'hanno cazziata, gliene hanno fatte tutti i colori, non è più dottoressa, non è più niente, eccetera. Però forse c'ha ragione. Le autorità tedesche volevano insabbiare i numerosi stupri al veglione di Colonia. L'agente della Corsica ha dato risposte ben chiare: sull'isola non vola una mosca. Anche in altre zone d'Italia, ti dico la verità, insomma. Se vedono qualche immigrato che fa casino, o la smette o quell'immigrato non lo vedi più. Oh, dov'è finito? L'egiziano di Milano sfasciò una via. Il nordafricano che ha quasi ammazzato un poliziotto a coltellate un mese fa venne preso dalle volanti dopo aver distrutto auto e vetrine. È rimasto libero, colpendo ancora. Ne parla Eleonora Paone oggi sulla Verità. È chiaro, ci fa incazzare, a noi del centrodestra, a noi della Lega che stiamo governando e abbiamo le mani legate da questi giudici. Già. Eccola qua, pagina 5. La sinistra strilla, ma ha avuto ciò che voleva. Se ne occupa Francesco Borgonovo e sono certo ne parlerà anche nella sua nuova trasmissione La Cittadella, in onda su Radio Libertà alle ore 13, 2 giorni alla settimana. Il sindaco di Milano, che si oppose a un convegno sulla remigrazione, invoca espulsioni, una volta compreso che i balordi clandestini hanno reso la sua città un far west. Gli editorialisti progressisti martellano il governo, ma siamo qui grazie a politiche sui flussi care a loro. Certo che espellere questi soggetti non è facile, bastava farne entrare di meno. Anche davanti all'evidenza, Repubblica chiede più integrazione. L'appello delle forze dell'ordine: c'è bisogno di creare più CPR. Le pattuglie fermano, identificano, segnalano, i verbali si accumulano, i provvedimenti vengono firmati. Poi però spesso si ferma tutto. Il percorso si diluisce tra ricorsi, sospensive, mancate esecuzioni, e chi dovrebbe essere allontanato resta lì, presente, spesso negli stessi luoghi dai quali era stato allontanato. E questo è il punto che le forze di polizia indicano da tempo. Il problema non è l'azione di prevenzione sul territorio, ma ciò che accade, o meglio non accade, dopo. Ok?
Se avete i miei stessi pensieri, e lo so, vi percepisco, cari ascoltatori, oggi il quotidiano La Verità è vostro. Conviene uscire di casa subito, perché andrà a ruba oggi nelle edicole. Chiaro che poi ci sono le problematiche che sono davanti ai nostri occhi, purtroppo, già dal primo giorno del nuovo anno. E a pagina 9 salta fuori che la titolare del bar a Kranz è scappata con la cassa. 2 telecamere avrebbero ripreso Jessica Maric scappare dal locale in fiamme col guadagno della serata. Gli avvocati delle vittime contro i Moretti, rischioso lasciarli in libertà. Speranza dall'ospedale Niguarda, lievi miglioramenti in alcuni feriti, 3 rimangono critici. E noi facciamo naturalmente il tifo per questi ragazzini che hanno dalla loro il fatto di essere giovani, molto giovani. Paginone comunque con Alessia Pedrelli oggi anche sulla tragedia in Svizzera, sul quotidiano La Verità, con musica, lacrime e rabbia durante i 4 funerali dei ragazzi morti nel rogo. Ripeto, La Verità solo un paginone. Se comprate Corriere o Repubblica sono infinite le pagine su questo argomento, che non ci può certamente annoiare, ma magari c'è anche dell'altro. Come ad esempio, non lo scrive nessuno, ne parla La Verità, pagina 17, domani arrivano i trattori in piazza a Milano. Già, torna in bilico il sì al Mercosur. Oddio, La Verità è ottimista, ma secondo me alla fine si voterà sì, perché ci hanno comprato. Già, l'Europa ci dà un paccone di miliardi per stare zitti e buoni. L'Italia ottiene lo stop ai dazi ambientali, asse di Visegrad contro l'accordo col Sud America, proteste anche in Francia, ma Carlo Cambi, che salutiamo perché spesso parla su queste frequenze, scrive sulla Verità oggi che pur di ottenere il via libera al Mercosur, che è quell'accordo con quei paesi dell'America del Sud che ci riempiranno di cose buone e deliziose, piene di antiparassitari, insetticidi, ma costeranno pochissimo, ragazzi. Pur di ottenere via libera questo accordo Mercosur, che è lì da 20 anni che aspetta di essere approdato, e fa gola a molti settori italiani, ragazzi, come quello della moda. In Sud America sembrano poveri, ma quelli comprano roba griffata italiana. Ma ci credete? E in cambio ci daranno il miele prodotto in Argentina, in Paraguay, in Uruguay, roba buona. Io sono stato in Sardegna la scorsa estate, non avevo più spazio in macchina. Ho riempito la mia macchina di miele, praticamente. Lo sto già finendo, se qualcuno della Sardegna mi ascolta, sì, lo so, c'è anche il mirto, va bene. Però, miele, no, io sempre la mattina mi drogo con il miele, assolutamente sì. Oltre allo sciroppo alla bava di lumaca, vabbè, quello è qua, è di casa, no? Tra poco ne parliamo. Quindi, 45 miliardi, signori, 45 miliardi che offre la von der Leyen all'Italia non bastano a comprare un sì. L'ultimo traguardo l'ho raggiunto ieri il ministro per la sovranità alimentare Francesco Lollobrigida, che ha chiesto e ottenuto la sospensione dei dazi ambientali, i cosiddetti CBAM, applicati ai fertilizzanti. Il commissario UE al commercio ha annunciato la sospensione retroattiva, parte dal 1 gennaio, da quando i CBAM vanno in vigore. Un altro vantaggio per gli agricoltori, che però in tutta Europa sono sul piede di guerra per il Mercosur, e la firma che la von der Leyen voleva mettere il 12 gennaio sul trattato in Paraguay è tornata in stallo. Domani, 9 gennaio, attenti voi che girate per Milano, perché arriveranno migliaia di trattori per dire no all'accordo sul Mercosur. Si mobilitano da Rivolta Agricola agli allevatori piemontesi fino ai comitati degli agricoltori ormai diffusi in tutto il nord e centro Italia. Fanno quello che sta succedendo in Francia, dove da settimane il paese è bloccato dalle proteste, in Polonia, dove alla fine dell'anno i trattori hanno bloccato le autostrade
autostrade, in Ungheria, in Romania, in Repubblica Ceca, dove oltre al no al trattato commerciale con Brasile, Argentina, Uruguay e Paraguay, a cui si aggiunge la Bolivia, c'è anche il no all'ingresso dell'Ucraina nell'Unione Europea. Queste proteste stanno raffreddando i governi e l'intesa che appena 48 ore fa era data per fatta dopo che Giorgia Meloni aveva ottenuto la disponibilità di Ursula a mettere sulla prossima PAC sulle spalle 45 miliardi, all'Italia ne arriverebbero 10 con 1 miliardo di vantaggio rispetto alla quota consolidata, è tornata in discussione, anche perché la Lega, solita rompiballe, ha detto no. Gianmarco Centinaio, vicepresidente del Senato, Lega, ex ministro agricolo, annuncia: la Commissione europea non può pensare che le garanzie chieste dai nostri agricoltori siano in vendita. Un conto sono le risorse per la PAC, finalmente aumentate grazie al governo italiano, un altro conto è l'accordo Mercosur, per il quale serve la reciprocità. Condivido la richiesta degli agricoltori e venerdì andrò ad ascoltare quanti scenderanno in piazza a Milano. L'articolo prosegue, signori, è il caso di vendere cara la pelle e di non accontentarci di schifezze a poco prezzo che tra poco tempo ci arriveranno qua nei nostri piatti. C'è la buona notizia, sempre sulla Verità con Laura Della Pasqua: cresce il potere d'acquisto, ma anche l'inflazione. Nel terzo trimestre, secondo l'Istat, aumentano i redditi e i risparmi, pressione fiscale in calo, carrello della spesa però su del 2,2%. Signori, queste le cose importanti a mio parere sul quotidiano La Verità, che diventa, secondo me, il quotidiano interessante, pieno al punto giusto di notizie quest'oggi. Ma ci sono altri spunti potentissimi, ad esempio sul Giornale, che tra poco vado a sfrugugliare. Prima però i bacchettoni di Avvenire, che titolano simpaticamente battaglia navale. Sta per scoppiare una guerra mondiale, noi facciamo la battaglia navale. La sensazione è anche quella, ragazzi, qui facciamo veramente i pirati. Dura reazione di Mosca all'azione americana e della Cina per la sovranità di Caracas sulle risorse. Blitz USA nel Nord Atlantico per sequestrare una petroliera russa e riaffermare l'embargo. Trump dice: dal Venezuela avremo greggio per 3 miliardi, pronti a comprare la Groenlandia. Beh, insomma, dai, se la compra va anche bene, tanto i soldi ce li hanno. Vado sul Corriere: petrolio, Trump sfida Putin, ma soprattutto all'interno, argomento che a noi sta a cuore perché avete fatto una bella polemica lo scorso mese su questo. Pagina 21 del Corriere ritorna il tema stupri e il famoso consenso. Bene, il consenso sia riconoscibile, che era quello che ci dicevate voi ascoltatori, cioè non è che ogni minuto che io sto facendo all'amore con la mia donna o con il mio uomo, perché ormai non si può mica fare differenziazioni, gli devo chiedere come va, sei sempre d'accordo, va tutto bene, sono bravo, ti faccio piacere, lo so che a volte lo chiediamo, ma ci mancherebbe. La cosa bella è avere un rapporto stupendo con la vostra fidanzata, col vostro compagno o compagna, è stupendo far stare bene il proprio lui o la propria lei, ma non deve diventare un'ossessione, soprattutto non bisogna passare prima dal notaio. Il centrodestra tenta il compromesso. La proposta di Bongiorno, famosissima avvocatessa ma anche parlamentare della Lega, cerca di superare lo stallo sul DDL. Il giudice dovrà valutare i rapporti pregressi. Quindi per la legge sulla violenza sulle donne c'è una proposta di compromesso: mantenere il consenso al centro del provvedimento, come chiesto dalle opposizioni, ma qualificandolo come riconoscibile, andando incontro all'istanza da una parte della maggioranza. Al testo sta lavorando la Presidente della Commissione Giustizia del Senato Giulia Bongiorno, in vista del ritorno in aula il 10 febbraio della norma già approvata dalla Camera. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio.
Il meteo.it presenta le previsioni del giorno. Il tempo va migliorando su gran parte del paese, dove avremo solo dei residui disturbi al mattino, situazione stabile quasi ovunque con buon soleggiamento, eccezione fatta per il basso versante tirrenico dove sono attese ancora delle piogge. Nel pomeriggio precipitazioni ancora possibili sul basso Tirreno e nevicate sui confini alpini. Generalmente buono altrove, freddo. Per ora è tutto da ilmeteo.it dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici. Avete ascoltato le previsioni del giorno. Lo amiamo perché ci offre sempre le cose più buone e naturali. Linea Alberto Acerbis. Un saluto care amiche e cari amici di Radio Libertà. Una grande notizia, chiaramente, per chi conosce l'olio extravergine di oliva Acerbis, per chi lo usa da tanto tempo, è sicuramente una notizia importante. Per gli altri che magari lo vogliono provare, questo è il momento per approfittarne. Sì, perché tutto il mese di gennaio e tutto il mese di febbraio olio nuovo, prezzo vecchio. Quindi potrete ordinare chiamando 030 68 40 408 6 bottiglie da 1 litro di olio estratto a freddo Acerbis a sole 84 euro e il trasporto è gratuito. Parliamo di un olio estratto a freddo da olive italiane selezionate all'origine. Tutte le mattine imbottigliamo il prodotto fresco su vostra ordinazione, quindi vi arriva a casa un qualcosa di unico. Se volete riscoprire i sapori di un tempo, se siete alla ricerca di un olio vero, importante, di un olio italiano che dia ai piatti un tocco in più, 030 68 40 408, oppure potete ordinare tramite la pagina web olioacerbis.com, perché come diceva il mio nonno Alberto, l'olio bu elve sempre a galla. Alberto, l'olio buono viene sempre a galla. Abbiamo avuto una produzione piuttosto scarsa quest'anno, lo sapete, ma una qualità straordinaria. Chiamate in tanti. Grazie, buon proseguimento. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Non ci sono scuse, basta non pensare a tutte quelle immagini. C'è una grande casa che non ha confini, ma è solo una favola. Invisibili, figli senza dignità. Questa è la mia terra, un sogno che difenderò. Questa è la tua guerra ed io non la combatterò. Quei bambini in mezzo al fango oramai non giocano più. Sono anime non pianto. Cielo di radici, mare fra le stelle, tetti nella polvere. Strade silenziose, caramelle vuote, giochi che non suonano. Invisibili, storie, numeri, nomi senza identità. Questa è la mia terra, un sogno che difenderò. Questa è la tua guerra ed io non la combatterò. Quei bambini
bianche nel deserto, nuvole blu. E forse un giorno capirai che una bomba non fa ridere, e tu lo sai, e quando ti ricorderai che bambino lo eri pure tu, fermati. Questa è la mia vita, un canto fra le nuvole blu. Questa è la tua vita ed io non ti giudico. Si chiama Elisa Benvenuto, 16 anni, l'abbiamo vista in importanti trasmissioni TV, ma l'avete vista in moltissimi l'altro giorno ad Assisi, in mezzo alla neve, ospite in piazza per la festa della Befana. Certo, da Sì che Vales aveva già fatto un'impressione incredibile cantando la canzone dei Queen. Questo è già il secondo singolo dopo Al di là del mare. Questa è Nuvole Blu, una preghiera pop soul per la pace dedicata ai bambini vittima delle guerre. La trovate facilmente anche su YouTube. Nuvole Blu, bravissima Elisa Benvenuto. Con il buongiorno rinnovato, sono Sammy Varin, questa è Radio Libertà, certo, la nostra e la vostra rassegna stampa. Cerchiamo di mettervi sul tavolo le argomentazioni del giorno, sviscerando quelle che già sono sul tavolo, perché sono quelle importantissime che giornali e telegiornali, mamma mia, ci infarciscono quotidianamente, e sentiamo anche un po' dei vostri commenti che stanno arrivando via WhatsApp al 340 6709 659. Ci vuole un bel giro di vite per tutti quei balordi che girano indisturbati nelle stazioni, e il carabiniere che spara al siriano viene condannato e deve pure risarcire. Ancora, ai carabinieri che fanno il loro dovere, che difendono se stessi e noi cittadini, dobbiamo dare una medaglia, altro che essere indagati, scrive Battista. E poi le forze dell'ordine, se le chiami perché sei in pericolo, col cavolo che arrivano subito, aspettano che il ladro o l'assassino se ne vada via prima di intervenire. Ecco a cosa sono ridotte le forze dell'ordine, e fanno bene. Speriamo che prima o poi tocchi a un giudice. Noi naturalmente speriamo di no, ma certamente siamo al limite, e le forze dell'ordine intervengono, certo, ma prima di sparare, prima di difendersi, troppo spesso si fanno ammazzare. Vorrei sapere in quale altro paese le forze dell'ordine hanno le mani ammanettate come in Italia. Vorrei sapere in quale altra nazione il ladro o delinquente assassino deve essere risarcito dalla vittima. È una barzelletta che però non fa ridere. Queste le vostre meditazioni belle potenti che stanno arrivando tramite WhatsApp al 340 6709 659. Se non avete mai iscritto a una radio, questa è la bella occasione per farvi sentire. Allora vuol dire che anche la destra è in vendita se gli parli di miliardi? Che schifo, solo e sempre Lega. Bravo Pietro, anche perché la Lega è l'unica che ha detto no al Mercosur. Ancora una volta stiamo dando fastidio alla Meloni e a questo governo. Chissà che ci ascolti? Vediamo, domani ci sarà un casino della miseria a Milano con i trattori. Invece di arrabbiarsi, quelli incapaci che stanno al governo, che abbiamo votato per cambiare rotta rispetto al degrado sociopolitico che era in atto, dovrebbero smetterla di farsi prendere per i fondelli dai sinistri e i loro giudici che fanno quello che vogliono. Ancora, siete belli tosti, ragazzi miei, siete belli tosti. Continua a brillare per la sua assenza Piantedosi. Vabbè, ma sarà in ferie Maurizio, dai, ancora qualche giorno e ritorna. Che non ha sentito il bisogno di parlare del suo ministero ai cittadini italiani lasciati soli. Che personaggio indifendibile. Dimissioni subito, vada in giro in treno, locali senza scorta o armi. Maurizio, insomma, tempo al tempo, comunque è vero, è da un po' di giorni che non lo sento. Prendiamo i soldi e non aderiamo al Mercosur. Bisogna chiedere la sfiducia per la von der Leyen. Ci abbiamo provato, ma poi ci fregano sempre. C'è anche un audio, sentiamolo sul cursore.
Buongiorno Sammy, Voilà. buongiorno a tutti i radioascoltatori e buon anno, visto che è Buon la prima anno. volta che ci sentiamo. Anche stamattina ne è valsa la pena di svegliarsi vivi. Vero. Sento la notizia che Trump con i soldi del petrolio Venezuela vuole comprare la Groenlandia e avrà anche soldi che gli avanzeranno. Beh, è uno sport internazionale quello di fare quella cosa con quel coso degli altri. Ciao, buona giornata. Quella cosa con quel coso, aspetta, che è una roba difficile, però va bene, finché compra va bene. L'importante è non rubare e non entrare dentro dicendo è mio, perché lì ci pensano anche altri, è vero. Scusa, le griffe italiane, ti sfugge che di italiano è rimasto solo il nome e poi mandare roba dal Sud America a noi non inquina? Beh, quello non ci avevo pensato, è vero? Ma sai, l'Europa ormai basta, ci ha messo una pietra sopra. Aumento del potere d'acquisto, strano, nessuno se n'è accorto. Sarà come il caldo percepito, se ci sono 32 gradi ne percepisci, dicono 39, invece se sei in bici a -2 non riesco a percepirne più 15. Come mai? PS, la democrazia prevede il controllo, scopate. Complimenti al governo di centro stalinismo. Vabbè ragazzi, buttiamo tutto in vacca, però a volte anche facendo così ci si azzecca, è vero. Sammy, mi sapresti dire se è possibile andare in comune a firmare per il referendum popolare sulla sicurezza? Certo, ma se entrate nel vostro comune ci sono decine di referendum popolari da firmare e in questi giorni mi state spedendo WhatsApp su questa cosa. Sinceramente non ho idea chi lo abbia organizzato e siccome io sono della Lega, sinceramente prima di firmare una roba che poi magari va contro quello che il governo di centrodestra sta portando avanti o magari sta facendo una cosa simile e quindi non viene presa in considerazione perché la sta già facendo il governo, mi informerei, capito? Però insomma, se ce l'avete vicino a casa al comune, entrare dentro non costa niente. Ritorno sul quotidiano Il Corriere, signori, perché poi c'ha 2 paginoni che riguardano la terribile cronaca, il sospetto killer del capotreno che era stato espulso prima di Natale, ma anche la notiziona è quella del giorno, secondo noi: uccise il ladro in fuga, carabiniere condannato a 3 anni. Roma, la vittima aveva appena ferito il collega del militare gravemente. Gli avvocati dicono un caso da assoluzione. Chiaramente il vice ministro e segretario della Lega Matteo Salvini ha espresso con un post su X la sua vicinanza. Le condanne le dovrebbero temere i criminali, non certo le forze dell'ordine. Di segno opposto il commento del legale della vittima, secondo cui è un caso di omicidio volontario, avendo il carabiniere sparato a un uomo in fuga. Già, le abbiamo già sentite queste cose, come il gioielliere che gli spara dietro, eccetera, eccetera. È un mestiere pericoloso. Secondo me, chi lo fa rischia. Che ne pensate? 340 67 09 659. Alleghera, pagina 23, altre notizie allegre: cosparsa di benzina dal marito violento, la donna salvata dal figlio di 15 anni. Il ragazzino è riuscito a togliergli l'accendino e ha così consentito alla madre di chiamare i carabinieri. Poi è scattato l'arresto. Ma anche ancora sul Corriere un'altra brutta notizia da Viterbo: suicida a 13 anni, l'ombra del bullismo, un altro caso come altri abbiamo visto negli scorsi mesi. Potrebbe esserci l'ombra del bullismo dietro la vicenda del 13enne di origini ucraine trovato morto l'altra notte in strada alla periferia di Viterbo. Il corpo è stato rinvenuto dalla madre proprio sotto la finestra della loro abitazione. Solo un piccolo riquadro, speriamo di saperne di più. Siamo sul Corriere e dobbiamo arrivare fino a pagina 30 per parlare di economia. Mercosur verso la firma lunedì e l'Unione Europea che cerca di comprarci dicendo altri aiuti all'agricoltura. L'intervista a Prandini di Coldiretti: sì,
ai nuovi fondi PAC, i fondi per l'agricoltura, ma per il libero scambio ci vuole reciprocità. Ci sono 10 miliardi in più, dice quest'oggi Prandini sul quotidiano Il Corriere. Per l'agricoltura italiana che benefici ci sono alla luce della proposta di Bruxelles? I benefici sono importanti, dice Prandini. Nella prossima programmazione di bilancio avremo circa 1 miliardo in più di risorse rispetto a quella attuale, quindi abbiamo ottenuto un nuovo stanziamento di complessivi 10 miliardi che sono per noi fondamentali rispetto ai 9 che rischiavamo di perdere in termini di taglio. Ovviamente il lavoro non è finito. In tutto questo prosegue la vostra mobilitazione. Ne abbiamo una necessità che è quella di spiegare alla nostra base associativa sia i risultati che abbiamo ottenuto legati alla politica agricola comune, la famosa PAC, sia il fatto di tornare a sottolineare la contrarietà all'accordo di libero scambio con l'area del Mercosur, finché non avremo ottenuto le modifiche che equiparano le regole imposte ai nostri imprenditori a quelle previste per i beni che andiamo a importare dal Sud America. Chiamasi reciprocità. Fatto sta che, come giustamente mi avete fatto notare voi con i vostri WhatsApp, non si pensa a quanti milioni di chilometri bisogna percorrere per portare le merci da qui a là. Vabbè, ma con tutte le schifezze cinesi che vi comprate, vergogna, e poi adesso si pagheranno anche i pacchetti cinesi, fuori i soldi, voi che ordinate su Shame, io lo chiamo Shame, it's a shame, è una vergogna. Cambia il paniere dei prezzi UE, signori, entrano giochi e scommesse, mi viene da vomitare. L'Istat, prezzi su dell'1,2%. Allora, inflazione in aumento trainata dai prezzi dei trasporti. A dicembre, secondo le stime preliminari dell'Istat, l'inflazione è salita dello 0,2 su base mensile e dell'1,2 in termini tendenziali, cioè rispetto a un anno fa, tornando a livello di ottobre, mentre a novembre l'indice aveva segnato più 1,1. Nella media 2025 i prezzi al consumo sono cresciuti dell'1,5 rispetto all'anno precedente, anche qui in accelerazione rispetto al più 1 del 2024. Il leggero incremento dell'inflazione tendenziale a dicembre dovuto alla crescita dei prezzi dei trasporti dal più 0,9 di novembre al più 2,6 di dicembre, degli alimentari non lavorati da 1,1 a più 2,3 e lavorati da più 2,1 a 2,6, in parte attenuata dalla diminuzione dei prezzi dei beni energetici, da quelli dei servizi ricreativi per la cura della persona. A spingere invece l'inflazione media nel 2025 rispetto all'anno prima sono stati i beni energetici regolamentati, gas e luce, degli alimentari non lavorati, in aumento anche il cosiddetto carrello della spesa, Legher a Legher, beni acquistati più spesso, passati su base annua del più 2% di novembre fino al più 2,2 su base mensile, più 0,2% dell'indice dei prezzi al consumo di dicembre, segnala che l'inflazione torna a salire dopo cali di settembre, ottobre e novembre. Nonostante ciò, secondo Confcommercio, in termini prospettici il dato desta poca preoccupazione e l'inflazione in Italia resta tra le più contenute dell'Eurozona. Ieri intanto l'Eurostat ha annunciato che nel paniere per calcolare l'inflazione armonizzata entrerà da quest'anno anche il gioco d'azzardo, che finirà quindi nell'indice IPCA sotto la voce servizi ricreativi nella divisione ricreazione, sport e cultura. Per quanto riguarda l'Italia, giochi, lotterie e scommesse erano già inserite nel paniere dell'Istat per il calcolo degli indici nazionali, ma ora il gioco d'azzardo entrerà anche nell'indice armonizzato IPCA, che è quello che serve per i controlli internazionali e in Italia anche da riferimento, ma al netto dei prezzi dei beni energetici importati, per il rinnovo dei contratti di lavoro. Oh ragazzi, siete contenti? Voi che giocate d'azzardo verrete monitorati. Oh, ci manca solo YouPorn e ci controllano tutto. Qui Parlamento. Grazie Presidente, Ministro Giorgetti, Governo, colleghi. Oggi ci ritroviamo qua a discutere della manovra finanziaria 2026-2028, una manovra che è stata dai più definita, soprattutto dai colleghi dell'opposizione, una piccola manovra. Ebbene, io vorrei ricordare ai colleghi dell'opposizione che, diversamente da quanto accadeva da decenni,
è la prima volta che noi non facciamo una manovra correttiva e direi che questo è un punto fondamentale, perché in passato abbiamo visto come con i governi precedenti si aumentavano le previsioni di prodotto interno lordo per avere dei margini per poter andare ad accontentare attraverso qualche mancetta qualche collega parlamentare piuttosto che per definire qualche piccola misura. Ebbene, noi questo non l'abbiamo fatto all'interno di questa manovra, una manovra che parte da oltre 18 miliardi e mezzo e che si conclude con poco meno di 22 miliardi di euro, che però a questi dobbiamo aggiungere anche la rata del super bonus, 40 miliardi di euro che ci hanno lasciato in eredità questa bellissima zavorra del governo PD e 5 Stelle, non sicuramente del ministro, su responsabilità del ministro Giancarlo Giorgetti, che su questo tema vorrei ricordarlo assolutamente, anzi ha avuto forse il coraggio di chiudere i rubinetti di un provvedimento che mai è costato così tanto e mai ha favorito così pochi cittadini italiani. Ma vorrei andare nel merito di alcuni aspetti, perché una manovra così eterogenea richiede ovviamente di concentrarsi su alcuni aspetti, e vorrei concentrarmi sull'aspetto della tassazione, e quindi anche lì vorrei ricordare, come ci è stato detto, questo governo non ha ridotto le tasse ma le ha aumentate. Bene, vi ricordo che all'interno della manovra ritrovate, come è già stato detto anche dagli altri colleghi, la riduzione dell'aliquota IRPEF dal 35 al 33% per il ceto cosiddetto medio, e quindi andiamo ad aiutare a sostenere oltre 13,6 milioni di contribuenti che hanno un reddito che va dai 28.000 ai 50.000 euro. Se questo per voi è aiutare i ricchi, per noi non lo è assolutamente. E ricordo anche che anziché concentrarvi solo su 18 righe di un paragrafo da parte della relazione Istat, sarebbe il caso invece andare ad analizzare, lo farò io per voi, cosa è stato fatto da questo governo in favore soprattutto del fisco in questi ultimi anni. Ebbene, noi con questo governo, e grazie soprattutto al ministro Giancarlo Giorgetti, siamo riusciti complessivamente a distribuire in favore delle famiglie oltre 42,5 miliardi di euro per i redditi medio-bassi, ripeto 42,5 miliardi di euro, e riporto i dati: 8,1 miliardi di euro nel 2023, 16,3 miliardi di euro nel 2024, 18 miliardi di euro nel 2025. Giusto per fare un esempio esplicativo in modo che tutti possano comprendere, per una famiglia dove abbiamo un solo lavoratore con un reddito annuo di 25.000 euro, l'incremento è stato di 569 euro per il 2023, di 1.035 euro per il 2024, di 1.154 euro per il 2025. Grazie a questo a aver reso strutturale il taglio del cuneo fiscale, soprattutto per i redditi medio-bassi, intervenendo in questa manovra sostenendo soprattutto il ceto medio. E ancora non abbiamo ridotto le tasse, ma come no? Abbiamo sostenuto i lavoratori, abbiamo ridotto le tasse a carico dei dipendenti per 1,2 miliardi di euro. E come lo abbiamo fatto? Abbiamo ridotto la tassazione al 5% per gli incrementi retributivi, abbiamo ridotto l'imposta sostitutiva all'1% sui premi produttività, abbiamo applicato una flat tax al 15% sul lavoro notturno e sul lavoro festivo, e abbiamo aumentato anche il valore dei buoni pasti. E poi vorrei precisare e fare una puntualizzazione sulla questione del fiscal drag e soprattutto sulla pressione fiscale, perché anche questa mattina in commissione abbiamo ascoltato la qualunque. Ebbene, sul fiscal drag, visto che non lo dice una parlamentare della Lega, ma lo dice il rapporto della BCE, che penso che questo sia un rapporto istituzionale e quindi degno di essere attenzionato da parte di tutti. Il rapporto della BCE, e cito testuali parole, ci dice che in Italia non c'è stato nessun drenaggio fiscale, e quindi ripeto, in Italia non c'è stato nessun drenaggio fiscale. E se questo non vi basta, vi riporto anche, visto che i colleghi distrattamente non hanno studiato e non hanno letto durante le audizioni tutta la documentazione che ci è stata consegnata, che l'ufficio parlamentare di bilancio durante l'audizione ha affermato che le riforme fiscali adottate da questo governo che ho poc'anzi menzionato hanno permesso di compensare gli effetti del drenaggio fiscale, e anche il giudizio della Banca d'Italia, sempre durante le audizioni, è stato analogo. Nella stessa audizione la Banca d'Italia, cito testualmente, ha dichiarato che gli interventi disposti nel periodo 2022-2025 hanno più che compensato nel complesso l'impatto negativo esercitato sui redditi delle famiglie dal drenaggio fiscale.
Questo non lo dice la Lega, questo lo dicono i documenti ufficiali che vi invito a studiare, colleghi. E poi passiamo alla pressione fiscale. Anche qua, altro tema, abbiamo sentito veramente la qualunque, una cosa veramente vergognosa, perché tutti dicono vabbè, aumentate la pressione fiscale, avete aumentato le tasse. Colleghi, vi ricordo una cosa, quando aumenta la pressione fiscale forse non è dovuto solo all'aumento della tassazione, e anche qua, se non vi piace citare e ricordare la BCE, la Banca d'Italia, l'Ufficio parlamentare di bilancio, andiamo ancora ad un livello superiore e vi riporto quanto scritto all'interno del Presidente della Corte dei Conti, anche lui audito durante le audizioni al Senato, e anche lui vi invito veramente ad andare a rileggere, perché se noi andiamo a ritrovare quanto riportato nella documentazione troviamo che il Presidente della Corte dei Conti ha dichiarato che in riferimento all'andamento sostenuto delle entrate più 3,5%, il presente positivo andamento del mercato del lavoro ha permesso di avere il 3,5% di aumento delle entrate, e quindi non tasse ma lavoro vero, diversamente da voi che invece sostenete ancora come bisogna dare a tutti un sussidio come il reddito di cittadinanza che noi abbiamo abolito, perché riteniamo che la forza vera e il motore di questo paese sia creare posti di lavoro, e questo è certificato anche dai dati che sono stati riportati dal Presidente della Corte dei Conti. E ancora continuo sul tema anche qua altro tema della compliance, e lo strumento che è stato utilizzato e che di fatto il contribuente può spontaneamente cosa fare? Regolarizzare la sua posizione. Ebbene, abbiamo avuto 4,5 miliardi di euro ricavati nel 2024, anche qua certificati dalla Corte dei Conti. E infine l'evasione fiscale. Noi, il governo di centrodestra, voi che favorite l'evasione fiscale, non è assolutamente vero, anche qua i documenti lo certificano, 26,3 miliardi di euro recuperati. E quindi anche qua noi siamo stati un governo che ha ottenuto il risultato più alto di sempre in termini di recupero dalla lotta all'evasione fiscale, e anche questo ci viene certificato all'interno della documentazione che è stata depositata durante le audizioni. E poi vorrei ricordare un altro tema molto importante, perché ho sentito i colleghi come hanno detto che questo governo di fatto non ha sostenuto molto le famiglie. Non è vero, perché questo governo innanzitutto ha dato come propria priorità il sostegno alla natalità, e anche in questa manovra stanziamo 3,6 miliardi di euro in più per sostenere le famiglie, per sostenere la natalità, e tutelando anche la prima casa, perché infatti l'abbiamo esclusa dal calcolo dell'ISEE, andando finalmente a dare delle agevolazioni specifiche a delle famiglie che erano di fatto precedentemente precluse da questo indicatore. E anche qua sosteniamo la natalità e sosteniamo le famiglie che decidono di mettere al mondo dei figli. E sul tema della sanità, anche qua ridistribuzione dei fondi. Abbiamo chiesto uno sforzo aggiuntivo da parte delle banche per andare per 3,8 miliardi a coprire soprattutto l'aumento degli investimenti della spesa sanitaria nazionale. E anche qua, come coordinatore dell'intergruppo parlamentare Insieme per un impegno contro il cancro, è con orgoglio che riporto delle misure importanti che sono state inserite proprio in favore dei malati oncologici, grazie anche attraverso questa manovra di bilancio. Innanzitutto, a favore di tutti abbiamo l'aumento dell'assunzione del nuovo personale sanitario, soprattutto oltre 1.000 medici e oltre 5.000 infermieri previsti con le coperture finanziarie adeguate. Poi abbiamo sul fronte della prevenzione, abbiamo in particolare la manovra prevede un finanziamento di 238 milioni di euro. Abbiamo lavorato, siamo andati avanti sul tema della prevenzione nutrizionale e oncologica, anche qua un tema che abbiamo affrontato tutti all'unanimità all'interno di quest'Aula e che è stato di fatto portato avanti con degli emendamenti puntuali da parte della Lega al Senato. E vede, Presidente, potrei soffermarmi su altri punti, ma concludo dicendo che in uno scenario, in un contesto internazionale di crisi e di aleatorietà dovuta al fatto che ci sono questi conflitti che purtroppo sono di fatto la clava non solo per questo nostro paese, ma un po' per tutti i paesi dell'area euro, ma non solo. Governare significa assumersi delle responsabilità, soprattutto nei momenti difficili, e quindi è per questo che mi piace ricordare Alcide De Gasperi, il quale diceva che un politico guarda alle prossime elezioni, ma uno statista guarda invece alla prossima generazione. È con orgoglio che posso sostenere che questa manovra di bilancio guarda sicuramente al futuro dei nostri figli e al futuro delle generazioni che verranno. Grazie. Ringrazio. Grazie. Qui
Parlamento. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Ciao amici ascoltatori di Radio Libertà, sono Carolina. Quella che state per ascoltare è Ancora Grazie, una canzone scritta con i Controtempo, e è proprio con un ancora grazie che vogliamo iniziare questo 2026, e davvero ringraziando il cielo e la vita. Ciao! Grazie per la luce che mi illumina un'idea e la spinge fino al suono della voce. Grazie per la terra che io chiamo casa mia, il mio passo che cammina più veloce. Grazie per la luna sopra le montagne che mi fa alzare il mio orizzonte da me. Grazie per le stelle sopra questa notte che fa da culla tutti i sogni e i perché. Grazie per le strade che mi portano più in là, oltre il poster muto dell'indifferenza. Grazie per le rughe nelle mani di chi ha già lasciato dentro questo mondo la sua impronta. Grazie per le piazze piene al sabato alle 6, fan sentire meno soli i display. Grazie per la vista che si vede da quassù, la fatica tace rimani tu. Grazie di tutto sto vento che c'è, grazie di tutta sta vita per me. Grazie del cielo che è sempre dov'è e delle facce qua sotto con me. Grazie a te e mi dai fiato e vita. Grazie per la mano di chi mi riporta su quando non so più rialzarmi da uno sbaglio. Grazie per la neve che si attacca ai miei jeans, le risate con chi ami fanno meglio. Grazie per la goccia di sudore in fronte che fa venire fuori il meglio di me. Grazie per le brande dove in due dormirai, per sentire meno il freddo che hai. Grazie di tutto sto vento che c'è, grazie di tutta sta vita per me. Grazie del cielo che sta lì dov'è e della stella che cade per me. Grazie a te che mi dai tutto quello che mi dai. Grazie a te che mi dai fiato e vita e un'altra salita per me. Grazie del tempo donato così e che grazie ad un respiro sono vivo. Grazie della storia che mi hai dato fino a qui e del brivido che sento quando scrivo. Grazie, solo grazie, perché altro non si può per parlare della vita che ho. Grazie, solo grazie, ma anche scusami però per le volte che dimenticherò. Ancora grazie per la vita che ho. Parole sante, e infatti questa è Christian Music. Abbiamo ricominciato come ogni giovedì alle 9 un pezzo di musica cristiana, roba che non fa nessuna radio. Lei è Carolina Bongiovanni, premiata ai Catholic Music Award. Loro, i Controtempo, sono una rock band italiana legatissima al mondo dello sport, ma questo invece è un brano di musica cristiana che invita a riscoprire la bellezza delle piccole cose, rallentare,
respirare e riconoscere la meraviglia di essere vivi anche oggi, perché la vita è un dono che spesso dimentichiamo nella frenesia, nel consumismo, nelle distrazioni digitali. Anche oggi, anche quest'anno ci siamo, e quindi ancora grazie. Questa canzone la trovate dei Controtempo e di Carolina Bongiovanni su tutti gli store digitali, compreso naturalmente YouTube. Grazie per essere qui, grazie per essere con Sammy Varin, grazie per essere con Radio Libertà, con Simone in regia, con la nostra redazione che potete sbirciare sul sito radiolibertà.net. Comincia a infilarci dentro i commenti più piccati sulle varie argomentazioni, anche i vostri, quelli che arrivano al 340 6709 659, mentre io vi leggo ancora qualche quotidiano, ad esempio il quotidiano Il Giornale, che prosegue la sua inchiesta scrivendo in centropagina: scoppia dossieropoli, l'archivio di Mr. Report, la russa accusa il consulente di Ranucci, Bellavia spiava mio figlio, il garante della privacy apre un'istruttoria e Renzi difende il nostro scoop. Ma sempre sul Giornale se ne parla poco, ne parla solo il Giornale e anche il Tempo. Una fatua tira l'altra, Ucoi contro il Giornale, contro il Tempo e anche contro Libero, islamofobi da fermare. Cosa sta succedendo? Lo scopriamo entrando all'interno del quotidiano Il Giornale. Pagina 2 e 3, scoppia dossieropoli, la russa contro Bellavia, ha schedato mio figlio, il garante indaga sul caso Mr. Report e Renzi ci difende. 2 paginoni sull'argomento. Ma poi a pagina 4 e 5 la fatua antigiornale, Ucoi e Imam ora ci minacciano, islamofobi vanno fermati, in campo la controversa unione delle moschee, il vittimismo come linea, ci danno la caccia. Insomma, un nuovo tentativo di imbavagliare la stampa impegnata nelle inchieste sui finanziamenti oscuri ai terroristi, distorsioni con conseguenze sulla coesione del paese. Una campagna usa l'Islam come terreno di scontro e anche la guida religiosa di Brescia va all'attacco, ma qui si tratta di informare sui pericoli dell'estremismo. Tra le rivelazioni si scopre che il religioso moderato è finito nel mirino. Usano anche il PD. In missione di pace in Israele è stato emarginato dai fratelli musulmani. Se vi interessa tutto ciò che riguarda l'ideologia, lo trovate a pagina 4 e 5 del quotidiano Il Giornale, che parla anche dell'indottrinamento delle scuole all'interno delle biblioteche. Ti consigliano di leggere Sinwar. A Milano consiglia il leader di Hamas, a Piacenza lezioni dai filo a Nun. Quante cose succedono all'interno di quelle che si chiamano moschee. Sono poi dei centri culturali molto spesso assolutamente non autorizzati. Navi russe, pozzi in Venezuela, Trump apre la guerra del petrolio, la sfida dell'Atlantico, si scrive a pagina 8, e nell'analisi di Gian Michalessin si cerca di capire cosa sta accadendo. Colpo per prosciugare le risorse di Putin e Xi, ma può saldare l'asse. Così Trump prova a tagliare i commerci cinesi e i fondi con cui la Russia fa la guerra a Kiev. Da ieri pomeriggio il blitz venezuelano dell'amministrazione Trump ha una nuova dimensione assai più globale e assai più inquietante. Per capirlo basta guardare quanto successo nelle acque dell'Atlantico settentrionale. Lì, quasi 7.000 chilometri a nord-ovest dalle coste venezuelane e a poche centinaia da quelli scozzesi, navi ed elicotteri americani hanno abbordato e sequestrato, dopo 2 settimane di inseguimenti, la petroliera battente bandiera russa
marinera. La mossa apre una partita che finisce con il legare il destino di Caracas a quello dell'Ucraina e a rendere pericolosamente teso il rapporto tra Casa Bianca e Cremlino, anche perché la caccia alla marinera è il prologo di una doppia campagna dell'amministrazione Trump, una campagna rivolta da una parte a imporre a russi e cinesi il rispetto dell'assoluto dominio USA sull'Atlantico e dall'altra a bloccare o ridimensionare i commerci di quella flotta fantasma con cui Mosca si è fatta beffe delle sanzioni. Ma il doppio obiettivo rischia di innescare una pericolosa escalation. Da una parte infatti azzoppa i commerci fondamentali per un'economia cinese che punta a mercati e risorse dell'America Latina. Dall'altra punta a togliere al Cremlino le risorse indispensabili per proseguire la guerra in Ucraina. Insomma, l'imperium americano sull'Atlantico rischia di rendere ancora più solida l'alleanza Mosca-Pechino e più complessa la pretesa trampiana di togliere alla Cina le risorse russe. In questo nuovo cortocircuito anche i rapporti Mosca-Washington rischiano di raggiungere nuovi picchi di criticità. La cosiddetta flotta fantasma assemblata dalla Russia, mettendo insieme 1400 vecchie carrette dei mari, tra cui 600 petroliere battenti le più disparate bandiere, ha consentito a Mosca di continuare a esportare le sue materie prime e il suo petrolio. Stando alle stime dell'intelligence occidentali, nel 2025 le petroliere della flotta fantasma avrebbero trasportato circa 3,7 miliardi di barili di greggio, garantendo il 65-80% delle esportazioni di greggio russo per via marittima, e proprio le entrate assicurate da quella flotta avrebbero permesso di ignorare le richieste di un cessate il fuoco. Dunque l'abordaggio della marinera rappresenta con tutta probabilità il via libera di Trump a un più aggressivo tentativo di spingere Putin ad accettare il cessate il fuoco. Qua mi fermo, signori, ma l'articolo prosegue e vi spiega per bene cosa sta succedendo a pagina 8 e 9 del quotidiano Il Giornale, che naturalmente parla anche dell'isola dei ghiacci, della Groenlandia, la mossa di Donald che dice la compriamo. Giro di nuovo la pagina, signori. Cosa vi interessa? La versione di Luigi Tivelli di ciò che è avvenuto a Crans. Svizzera, paradiso della ricchezza. Siamo nella pagina delle opinioni del quotidiano Il Giornale. Crans e l'inferno della sicurezza. E c'è un parere molto forte su quello che è avvenuto in Svizzera, che vi invito a leggere procurandovi il quotidiano Il Giornale, che parla anche dei fondi per l'agricoltura che, scrive Il Giornale, sbloccano il Mercosur. PAC con 45 miliardi in più, imprenditori tutelati, Lollobrigida che dice pronti a dire sì, ma solo se garantiti. Staremo a vedere. L'ultima segnalazione che voglio farvi sul quotidiano Il Giornale è quella forse più interessante dell'intera giornata ed è dalla stanza di Vittorio Feltri. Sandro Micheli gli scrive: rimpatrio rapido per tutti i violenti. Gentile direttore Feltri, leggo dell'omicidio del capotreno Alessandro Ambrosio, 34 anni, ucciso a coltellate a Bologna. L'assassino Marin Jelecic, 36 anni, croato senza fissa dimora, irregolare, con precedenti per porto d'armi da taglio e comportamenti violenti, era già stato fermato e identificato poco prima per aggressioni e molestie ai passeggeri su un treno, eppure è stato lasciato andare. Com'è possibile che un individuo del genere, già noto e pericoloso, sia stato libero di tornare in strada ed ammazzare? A cosa serve fermare e identificare se poi si rilascia? Chi risponde di questi buchi e soprattutto come si risolve questa situazione che pare ormai quotidiana? Questa è la lettera che viene scritta a Feltri e che risponde con un paginone in cui racconta la rava e la fava, ma che poi è la verità, cioè che siamo vittima di una burocrazia pazzesca, tutto è lento, lentissimo, e quando si smolla arrivano i giudici, arrivano i magistrati. Vi assicuro è un
precedente importante, quello che scrive oggi Vittorio Feltri sul quotidiano Il Giornale, e per assoluta mancanza di tempo, avete capito, non posso leggervi, ma praticamente è il nostro pensiero. Te mi state già scrivendo, no, leggimelo, vabbè, ve ne leggo solo qualche riga, ragazzi, solo qualche riga. Volevo aprire le linee per voi e poi puntualmente non ce la faccio e qualcuno si arrabbia. Caro Sandro, poni la domanda più semplice e più terribile, risponde Feltri. Com'è possibile? Quante volte vi ho fatto questa domanda in questi giorni, perché sono ancora qui? Perché era ancora qui questo, quell'altro ancora soggetto? Non è successo una volta, è successo decine di volte che quello picchia, violenta, uccide, era stato espulso e invece si trovava ancora sulla nostra terra. Com'è possibile? Ti rispondo con la stessa semplicità, scrive Feltri. È possibile perché lo Stato, davanti a certe dinamiche, non è uno Stato, è un ufficio che timbra carte. E quando uno Stato si riduce a timbrare carte, qualcuno muore. Qua mi fermo, ragazzi, ma vi assicuro è potentissimo l'editoriale, potremmo chiamarlo così, di Vittorio Feltri. Quasi come il quotidiano Il Tempo, che apre anch'esso, visto che la fatua riguarda anche questo quotidiano, piccola fatua, è già altro che integrazione. Per le comunità islamiche italiane è vietato parlare di Hanun Company. Lukoil attacca Il Tempo, Il Giornale e Libero. Normalizzate l'islamofobia. Intanto piccoli Soros crescono, un filo rosso lega pro-Pal e pro-Maduro. Non avevamo dubbi ed eccoci a pagina 2 del Tempo, fatua delle comunità islamiche contro il Tempo e quei giornali che parlano di Hanun Company. Lukoil con il suo presidente parla di caccia al musulmano, evidentemente riferimento alle inchieste del nostro quotidiano, del quotidiano Il Giornale, di Libero e probabilmente anche di noi che osiamo parlarne solo su Radio Libertà. Prima le piazze pro-Pal, ora quelle pro-Maduro, ma la regia è la stessa e arriva fino agli Stati Uniti. E ancora la strage di H. Larenzia, se ne parla anche sul quotidiano Il Tempo. Aggrediti militanti di destra, Meloni perde la democrazia. 4 ragazzi di Gioventù Nazionale picchiati da 20 antagonisti mentre affiggevano manifesti. Una vittima dice: ci hanno colpito con spranghe e caschi. Avevano dei coltelli. Anche qui paginone a pagina 7 del quotidiano Il Tempo. Roba buona, roba sana, signori, e soprattutto sì, rispetto alle sviolinate di tutti gli altri quotidiani sui soliti argomenti, vi porto sulla Stampa la guerra sporca del petrolio, ma soprattutto tornando a ciò che è avvenuto in Svizzera. Costellation parla un superstite ai funerali, lacrime e rabbia, ma sentite cosa dice questo: senza pelle come scheletri scappavano dal disco bar. E poi l'analisi di Fabrizia Giuliani, siamo sempre sulla Stampa, l'avidità personale e il prezzo del dolore, se è vera quella storia che la capessa del disco bar è scappata con l'incasso. Mercosur, l'Italia verso sì, Lollobrigida che dice: dall'Unione Europea garanzie agli agricoltori, vogliamo le garanzie, vogliamo i controlli, la reciprocità, ci riempiono di soldi, ma gli agricoltori giustamente non si fidano e domani faranno un casino della miseria proprio qui a Milano. Io apro che le linee, chi mi segue in diretta ha 10 minuti per chiamare lo 029294 7222 per commentare le notizie del giorno. Dai che vi voglio. Intanto vi leggo Libero. Agguato ai giovani di Fratelli d'Italia, tornano i picchiatori rossi. In 20 si appostano per sprangare 4 ragazzi che attaccano manifesti per H. Larenzia. Il PD neanche condanna. Meloni pacificazione. Ed eccolo qua sul Libero il titolo del giorno: è scappata con la cassa. Rogo a Kranz tutte le accuse alla titolare.
Ma anche il nuovo ordine americano, schiaffone di Trump a Putin, sequestrate 2 navi, abbordate 2 petroliere della flotta fantasma dello zar, vaporizzata la teoria del tycoon filorusso. Giulio Sapelli oggi sul Libero scrive: l'ora della sveglia, così svanisce la favola della pace nel mondo. Siamo ancora sul Libero. Il killer croato del capotreno aveva ricevuto a dicembre l'ordine di allontanamento, il PM agì per motivi abietti, ma soprattutto i 3 anni al carabiniere che sparò al ladro in fuga. Vergogna. Pagina 11 di Libero, importantissimo, il nuovo decreto sicurezza del governo, rimpatri di migranti più veloci e stretta sui minori irregolari. Il sottosegretario alla giustizia Ostellari della Lega spiega il prossimo pacchetto di misure. Daremo un giro di vite anche su spaccio e sgomberi, metteremo un freno alle baby gang. Signori, Fabio Rubini ne parla ed è l'unico quotidiano che ne parla oggi. Sul quotidiano Libero a pagina 11, il nuovo pacchetto sicurezza della Lega, e speriamo che piaccia agli amici di Forza Italia. Chi vuole parlare con me? Questo è il vostro momento. 029294 7222. Chi c'è in linea? Pronto? Ciao Sammy, sono Marco D'Amante. Buongiorno. Allora, sarò brevissimo quest'oggi. Parliamo un attimo di Mercosur. Ma chi è che vuole il Mercosur? Quei paesi che non hanno nessun interesse all'agricoltura perché non possono produrla, dove praticamente coltivano soltanto patate. E paesi invece dove l'agricoltura ha molta possibilità di sviluppo, come il nostro paese, basta vedere quale varietà di piante, anche di animali che vengono allevati noi abbiamo dal mare fino praticamente agli 8.000 metri del Monte Bianco, quindi abbiamo una biodiversità pazzesca. Altri paesi del nord Europa invece non ce l'hanno, e quindi sono proprio quei paesi per i quali l'agricoltura non è importante e quindi puntano soltanto alla commercializzazione, quello che si voleva fare ancora più di 30 anni fa, rendere l'Europa una zona di commercio e non più una zona di produzione. Quindi fanno bene gli agricoltori a scendere in piazza, se potessi lo farei anch'io con loro, perché dobbiamo difendere il nostro lavoro, mentre questi paesi dove l'agricoltura è soltanto andare al supermercato e comprare ciò che costa di meno, e, indipendentemente dalla qualità dei prodotti, non hanno nessun interesse a preservarla, anzi soltanto a commercializzarla. Ragazzi, resistete se possibile, perché abbiamo il diritto di mangiare le cose il più possibile buone e non nocive. Grazie, ciao. Grazie, ne vedremo delle belle. Siamo a pagina 13 di Libero, intanto voi continuate a chiamare lo 029294 7222 per parlare con noi, ma questo ve lo devo far vedere. Balle a 5 stelle sui lavori a 5 cerchi. Fabio Rubini ci racconta tutte le opere dei giochi che smentiscono i grillini. Lo sapete, ieri è arrivato lo sputtanamento dal Fatto Quotidiano, l'altro giorno ne abbiamo parlato con Alessandro Morelli e lo riascolterete poi in replica nei prossimi giorni. Bene, Fabio Rubini spiega invece le cose che stanno funzionando, quello che si farà durante i giochi, ma soprattutto dopo i giochi olimpici. Lo sapete, siamo ormai a un mese dall'inizio. Tutte le opere dei giochi che smentiscono i grillini. Il villaggio di Milano, ad esempio, diventerà uno studentato da 1700 posti con affitti bassi. Strade e ferrovie aiuteranno lo sviluppo delle aree montane. Altro che sprechi. Paginone per spiegarvi cosa sono le Olimpiadi, cosa sono, cosa saranno e a cosa serviranno dopo, oggi sul quotidiano Libero. 029294 7222. Pronto? Sì, pronto, mi senti? Ciao, Semi, chiamo da Trieste. Ciao. Allora, Ucraina, Venezuela e adesso la nave russa. Quale cose si mettono male, penso, e la gente è sempre più incavolata. C'è assoluto bisogno che i programmi elettorali siano rispettati e non come ha fatto la Meloni che ha cambiato tutto. Assolutamente ci dobbiamo liberare
dalle grinfie di questo intero angolo americano sionista. Al primo colpo di cannone io ti dirò tutti a Roma per buttare fuori quei 4 scemi di politici, Lega compresa. Ciao! Grazie, e non mi hai detto però chi vuoi che vada su dopo, naturalmente il PD, accoltellato a scuola per una ragazza. Siamo nel paginone milanese di Libero, lite tra quindicenni egiziani, tra loro si litiga, ma finché litigano tra loro, dici, e poi il sangue, accoltellato a scuola per una ragazza, al Cannizzaro di Rho. Siamo nell'Inter milanese, aggressione violenta durante l'intervallo, i genitori insorgono, assurdo che in classe si giri armati. Sì, sono loro, i figli del barcone, che insegnano anche ai nostri che devi avere il coltellino in tasca, non il macetino perché è tradizione loro, ma almeno un coltellino per difenderti in caso di necessità. Vergogna, vergogna, vergogna. 0292947222. Pronto? Pronto? Ciao! Sono Angela. Ciao Angela! Senti, ti volevo fare gli auguri di buon anno, un anno migliore. Buon A me anno. manca tanto la mia anno, è difficile andare avanti, però la vita continua. Certo, Mi devo rassegnare che non c'è più. ma certo, Ho cara. tentato tante volte, ma non sono riuscita a rintracciarti. Comunque sono molto giù di morale perché mi trovo in una situazione molto pesante adesso. Perché ho la mia sorella più anziana e guarda, non so più che pesci pigliare, quanto viene a costare avere una badante, guardi. È una cosa impressionante. Purtroppo la vita va avanti così, ci dobbiamo arrangiare, guarda. Ti capisco, ma tu sei una guerriera. Ciao Angela, un abbraccione. Sei una guerriera e vai avanti chiedendo aiuto naturalmente al comune, chiedendo aiuto ai centri che ci sono e che abbiamo visto purtroppo e sono pieni di persone, non soltanto extracomunitari che vanno a chiedere aiuto, a chiedere cibo, a chiedere sostegno. Approfittiamo di queste cose perché altrimenti, sai, ne approfittano soltanto loro e ci sono i momenti della vita in cui purtroppo vengono a mancare le persone che ti stavano più vicino. Ci dobbiamo abituare anche noi non anziani a queste cose e purtroppo quando capita ti sembra che ti cada il mondo addosso, bisogna reagire trovando qualcosa che ti piaccia fare, facendo del volontariato, cercando di aiutare il prossimo o se ne hai bisogno cercando di farti aiutare, arrendersi mai. 0292947222, gli ultimi 2 minuti per il più veloce che entra in diretta, ma c'ho qua una spatafiata di WhatsApp, c'è Alessandro da Genova che vuole essere eletto. Buongiorno, chi decide di portare un uniforme è consapevole di correre dei rischi. La cosa schifosa è non essere difesi, addirittura essere traditi dal sistema che si serve. Se ci si deve difendere, non è a sua volta se chi ci deve difendere non è a sua volta difeso, come può svolgere bene il suo servizio? Caro Alessandro, è vero, e soprattutto non li lasciamo difendere perché se si difendono vanno in galera. La vicinanza di Salvini al carabiniere non serve a niente, deve insistere col governo in cui è dentro a togliere quella legge assurda. Io so che ieri ho comprato 4 arance, un peperone, un'insalata 3 mele e una bieta rossa, 18,70 €, una volta quasi 40.000 lire. Un pollo allo spiedo che pagavo 5 €, adesso costa 8,50. Tranquilla, arriva il Mercosur, vedrai che costerà 3 € tra pochissimo. Cosa mangi? Non lo so. Tommaso Cerno è un fuoriclasse, la versione al maschile della nostra Maria Giovanna Maglie, che fu grandissima, vero? Buongiorno e buon anno, sto sempre aspettando che Salvini diminuisca le accise sui carburanti. Sono leghista da sempre, ma rispetto a quando governa la sinistra non vedo nessuna differenza. Mi spiace, ma è così. Ragazzi, la Lega serve a questo, ma dovete dare più forza alla Lega. Certo. Ve l'ho detto, non serve a nulla parlare, poi quando è il momento di votare voti qualcosa d'altro. Allora è inutile poi parlare, state zitti e muti. Ribelliamoci, minimo, e lo faremo anche nella seconda parte della nostra trasmissione. Ci risentiamo alle ore 11.
avete